Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di mercoledì 29 dicembre 2021. Dopo la temporanea chiusura dei giorni scorsi dovuta al Covid e il conseguente processo di sanificazione, ha regolarmente riaperto al pubblico l'ambasciata d'Italia a Berna in Svizzera. Gli appuntamenti presso la cancelleria consolare che sono stati cancellati, precisa la stessa ambasciata, verranno al più presto riprogrammati. Ulteriori informazioni su www.mbberna.esteri.it. Sempre in Svizzera, alla luce dell'ordinanza emessa dal Consiglio federale, il Consolato d'Italia a Lugano invita i connazionali a non recarsi personalmente presso gli uffici della sede se non in presenza di un appuntamento. Lo stesso Consolato chiede inoltre ai propri utenti di utilizzare, per richieste di informazioni o chiarimenti, la posta elettronica. L'avviso si conclude anticipando che i servizi consolari potranno subire rallentamenti o ritardi. Per maggiori dettagli www.consolugano.esteri.it. Avviso ai connazionali dal Consolato d'Italia a Rio de Janeiro: gli appuntamenti del servizio passaporto e cittadinanza sono temporaneamente sospesi e riprenderanno il 3 gennaio 2022. La rappresentanza annuncia inoltre che da gennaio verrà migliorato il sistema di videochiamata, aumentando gli orari e il numero di appuntamenti. Sul sito www.consolriodejaneiro.esteri.it sono presenti ulteriori informazioni. Siglato un accordo tra Universidad Nacional del Litorale e Circolo Veneto di Santa Fe in Argentina, della durata di 4 anni, ha l'obiettivo di promuovere azioni coordinate per lo sviluppo accademico, scientifico e culturale. Con questo accordo, sottolineano i vertici del Circolo, l'università ci coinvolge nell'estensione delle lezioni di lingua italiana già sviluppate durante la pandemia. Il progetto, spiega Maria del Valle Gastaldi, coordinatrice dell'area di estensione e sviluppo professionale del Centro Linguistico dell'Universidad Nacional, si basa su 2 assi portanti. Da un lato quello accademico-scientifico, che consentirà la formazione dei docenti e l'offerta di corsi di italiano di diverso livello, oltre alla realizzazione di progetti di ricerca o accordi specifici in ambiti quali la mobilità; dall'altro quello connesso a storia, geografia, arte e cultura dell'Italia. Ultima notizia: ha presentato a Roma il nuovo programma Erasmus Plus 2021-2027. In 7 anni finanzierà con 28 miliardi di euro progetti per coinvolgere 10 milioni di cittadini. Oltre il 50% del budget stanziato dalla Commissione europea sarà indirizzato al sostegno di iniziative che riguardano l'istruzione superiore. Il 10%, con 2,84 miliardi, sarà dedicato al comparto giovani. 4,4 miliardi di euro confluiranno invece in attività legate al lavoro. Spazio anche allo sport, con azioni mirate all'incremento della partecipazione all'attività sportiva e alla promozione della consapevolezza sull'importanza dell'attività fisica per la salute. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.